Buondì cari amici della Maratona Veneta, la parola di un cosa è la parola de. La è la preposizione, non so, la casa de Toni, la gata de Antonia, ecco. Allora, de preposizione. In italiano sta stessa preposizione la è di, no? Cosa ho detto prima? La casa di Antonio, la gatta di Antonia. Perfetto. Se no andiamo in cerca di qualche altre lingue che ha sta preposizione in forma appunto del de, la ga per esempio il spagnolo, la ga il portoghese, la ga il francese, per carità non è pronuncia mia con la e normale, ma perché i pronuncia in maniera differente solitamente le e, per esempio il francese che lese de, è perché la e libera la lese così, perfetto. Da dove è che avviene questa parola qua? Dal latino de, anche ha una preposizione doparata appunto per derivare, no? De, voleva dire venire giù da insieme, sarebbe cascare sostanzialmente, no? Ecco, da quello è un termine, sto de, che viene doparato per, come si dice, come prefisso, per creare anche parole nuove, ma non solo nel lessico particolarmente del delitto, per esempio, no? Non so, mi viene in mente, mi va in testa questa parola, derubricare, no? Vuol dire appunto tirar basso rispetto alla rubrica, dunque sbassare sostanzialmente. Sto dega, sto significare qua inizialmente, dopo è lega cambiante in lingue romanze a significare di, de, in senso moderno. Ma mi interessava farvi vedere perché dopo le preposizioni l'italiano ha le preposizioni articolate. Vediamo in Veneto, ecco in Veneto in realtà non ne mettiamo mica attaccare su come che fa l'italiano, le teniamo separate, perché abbiamo de, el, de, e a, de, e de, i, va bene? Di conseguenza scriveremo del, de e a, se il diventa su, perché può essere che si tenga anche separato de, el, de a, de, e, aspetta che le passo a fare essere così, de, e, de, i. Perfetto. E l'italiano? Proviamo le stesse preposizioni, diciamo articolare con l'italiano. E l'italiano di più il, perché l'italiano ha il, non ha mia il, di più il uguale dil. Ah no, del. Ma come del? Perché l'italiano dice del come preposizione articolata da de? Perché semplicemente la base è la sesta qua. No, sta qua. Del, di più la, dei fatti diventa non dilla, ma della, delle, dei. Ecco, perché l'italiano ha il concetto della preposizione articolata? Perché l'italiano che serve la preposizione articolata? Perché se no non si può spiegare che preposizione più articolo viene fuori una roba differente, cioè il risultato è differente della somma dei componenti. Invece in Veneto è il risultato della preposizione con l'articolo darente è il compagno della somma dei tocchi. Di conseguenza non c'è bisogno di pettarli insieme e generare una parola nuova come della, che è mia la somma di più la, perché è il raddoppiamento, o del, che non è mia la somma di più il, perché si cambia addirittura a vocale. Va bene. Capio? Anche da qua si capisce che le due lingue hanno due idee diverse di come che si comporta, anche adoperando praticamente gli stessi tocchi. Anche qua però abbiamo visto che comunque l'articolo veneto è il, dove che invece l'italiano ha due articoli diversi, uno è il e uno è lo, e tutti e due sono diversi da quello veneto. Boh, per fortuna che il veneto che arriva adesso è un dialetto dell'italiano, perché se no non saprissimo neanche, cioè veramente. Va bene. Boh, se vediamo così domani, la nostra puntata 46 è la stata fatta, e se vediamo domani. Ciao ciao!